numero 18 Nicola Comin. Numero 3 Paolo Stivanello. Numero 6 Pietro Luotti. Numero 7 Marco Mandarini. Numero 9 Alberto Rigo. Numero 13 Andrea Poli. Numero 16 Filippo Ballardin. Numero 17 capitano Alessandro Conzato. Numero 66 Andrea Zanini. Numero 77 Elia Dalpra. E poi il mister di casa, signor Nicola Rettis. Tutti accompagnati dai ragazzi del mini hockey, grosso applauso, grazie. Presentiamo la formazione Veneta Lab Hockey Breganze. Numero 1 Marco Todeschini. Numero 13 Antonio Tagliapietra. Numero 28 Tommaso Battaglin. Numero 87 Tommaso Volpe. Numero 8 Nicola Agostini. Numero 14 Facundo Posito. Numero 53 capitano Stefano Dal Santo. Numero 88 Cristian Costenaro. Numero 27 Giovanni Tagliapietra. Numero 25 Giuseppe Tagliapietra. Allenatore il signor Gabriele Tiella. Arbitri dell'incontro il signor Lucifero Massimo e il signor Luigi Luna. A voi tutti buon spettacolo. Buonasera gentili ascoltatori, siamo in linea qui in diretta sul canale YouTube Fisser TV per trasmettervi dal Palazzecato di Thiene la partita gara 17 del campionato nazionale Serie A2 che vede in pista la squadra dell'Hockey Thiene affrontata dalla Veneta Lab Hockey Breganze. Una partita molto intensa, sarà sicuramente accesa, sicuramente le rivalità fra i due, non fosse altro che è un super derby fra queste due formazioni dove il Veneta Lab Hockey Breganze si capolista del girone A, scende qui in pista nel Palazzecato imbattuta fino a questo momento e sicuramente nessuno delle due formazioni vorrà mollare, anzi nessuno delle due mollerà fino all'ultimo secondo. Tutti andranno avanti fino all'ultimo secondo della partita ad accaparrarsi l'intera posta. Vediamo, le squadre sono già in pista, possiamo dare i quintetti di partenza che i due mister hanno già messo in pronti a partire. Muove il Breganze che ha col numero 27 Tagliapietra Giovanni, poi col numero 14 Facundo Posito, col numero 87 Tommaso Volpe e col numero 53 Stefano Dal Santo. In porta Giuseppe Tagliapietra.
Questa è la formazione che mister Tiella ha deciso di mettere in campo. Già iniziata la partita proprio in questo momento, prima palla del Breganze e prima azione chiusa poi dal Tiene, che scende in pista con in porta il 18 Nicola Comin, poi abbiamo col numero 6 Pietro Luotti, col numero 9 Alberto Rigo, con il numero 13 Andrea Poli e col numero 66 Andrea Zanini. Questa è la formazione del Tiene, sono le prime schermaglie di questa attesissima partita, non fosse altro per il fatto che i rossoneri del Breganze si presentano imbattuti a questa gara come tutte le altre, e il Tiene invece, che ha necessità di riscattare un attimino la prestazione in campionato, è riuscito ad aggiudicarsi in Coppa Italia con una partenza folgorante, ma soprattutto con le semifinali, e aggiudicarsi a Trissino sabato scorso la finale, battendo il Camaiore 2-0, quindi grande entusiasmo da parte della squadra di casa. Vedremo se questo sarà sufficiente a far sì che i giocatori interpretino al meglio la gara. Muove allora la palla il Breganze adesso con Stefano Del Santo, il 53, il capitano del Rossoneri Veneta Lab. Primi movimenti, primo tiro di Posito, questa volta deviazione della difesa, se non sbaglio, con il pattino hanno scaraventato fuori oltre la rete, quindi palla in attacco al Breganze, Giovanni Tagliapietra che muove la pallina. Siamo sul retroporta di Comin, quindi in una posizione nella quale la squadra ospite è estremamente ferrata. Bisognerà allontanarli come è stato fatto. Adesso è golpe chiuso però da Rigo, che gli intercetta pallina e rilancia l'azione per il Tiene assieme a Pietro Luotti. Si accentra, va al tiro, ferma Dal Santo, ripartenza, chiude Rigo in un attimo, altro capovolgimento di fronte. Andrea Poli aveva alzato un po' la pallina affinché toccasse proprio il numero 9 del Tiene, non riesce nella deviazione, e quindi adesso primo fallo di squadra dell'incontro commesso forse da Tommaso Volpe nei confronti di Andrea Poli, e quindi palla in attacco del Tiene. È il 66 Zanini che muove la pallina, sfera, ci sono due, va al tiro Rigo, para Giuseppe Tagliapietra, piazzatissimo, si aspettava la conclusione subitanea del numero 9 del Tiene, e allora riesce a chiudere la difesa. Attenzione, sventa, altra conclusione, bomba di Poli, chiude Tagliapietra, invece Giovanni Tagliapietra va al tiro in Veronica, però riesce Andrea Zanini a disturbare la conclusione e far sì che la pallina vada fuori dalla porta di Comin. Ripartenza immediata di Zanini, a palla affidata a Luotti che tira nel rimbalzo, non si avvede di avere la pallina proprio dietro alla schiena, per così dire, si gira immediatamente, ma non fa a tempo ad andare a segno la conclusione di Zanini. Riparte il Breganze, molto attenta, molto sospettosa la squadra Veneta Lab. Va al tiro Giovanni Tagliapietra, nulla di fatto, quindi consente l'attacco immediato di Luotti che scende sulla destra. Dicevamo ben piazzata per il momento la squadra ospite. Mister Tiella sicuramente avrà dato delle disposizioni ben precise, che i primi minuti di gara sono molto importanti non solo per il gioco. Attenzione, tiro di Zanini, tuffo di Tagliapietra
che riesce con un colpo di spalla a deviare oltre la balaustra. È buona l'azione del Tiene, ben congegnata. Stavamo dicendo che sono passati esattamente 4 minuti proprio da poco. Primi 4 minuti di gioco. Per il momento le schermaglie sia da una parte che dall'altra non hanno avuto effetti e c'è ancora tantissimo da giocare, quindi si scalderanno molto bene. Tiro di Rigo ribattuto dalla difesa, ancora palla del Tiene, molto costruttivo per il momento la squadra di casa. Adesso tenta Poli di portare il gioco sempre in area del Breganze, doppio scambio, riesce a tirare agguantando la pallina, però non va nella porta. Chiude molto bene Andrea Poli in ritorno chiude su Giovanni Tagliapietra, servito in maniera egregia da il capitano Dal Santo. Non gli ruba il tempo del tiro praticamente. Si stava già proprio caricando la stecca, niente da fare, arriva Poli, ruba palla. Quindi stavamo dicendo molto costruttiva la squadra del Tiene e molto in avanti, porta molto in avanti il gioco proprio per cercare di mettere in difficoltà i rossoneri. Adesso un passaggio di Poli che non va a buon fine. Volpe agguanta la pallina ma chiuso dal 13 del Tiene. Ruba pallina in posta per Pietro Luoti. Vediamo che non trova un compagno se non adesso Zanini dove appoggiare pallina. Ancora Zanini si ferma, va al tiro, centra la porta, para per Ottavecchia e subito ribaltamento di fronte ed è scusate, avevo visto male, ma il tiro di Volpe viene ribattuto, deviato ed esce, e quindi subito già in attacco il Tiene. Non c'è un minuto, ma che dico un minuto, un momento da perdere in questa gara che non è partita sicuramente a sprombattuto. Evidentemente i giocatori risparmiano delle energie. Adesso tiro di Volpe, para Comin, prima parata vera e propria del portiere del Tiene. Ancora il Breganze in avanti con Volpe che affida a Giovanni Tagliapietra che in mezza trottola tira sopra la traversa di pochissimo. Riparte il Tiene, Pietro Luoti che viene in avanti contrastato da Tagliapietra che però gli ruba palla ma commette fallo, quindi ancora possesso della squadra di casa proprio con Luotti. Come vedete 2 giocatori in avanti per quel che riguarda il Tiene. Ha portato molto avanti il baricentro la squadra di Nicola Retis. Finta adesso di Zanini, scarica su Poli non trova il passaggio da dare con sicurezza, trattiene la pallina, la dà poi a Zanini proprio in angolo. È ben piazzata anche la difesa del Veneta Lab, gioco un attimino che ristagna. La recupera il Breganze con il suo capitano, viene in avanti con Giovanni Tagliapietra, ancora Dal Santo, scarica su Posito. Adesso anche il Breganze cerca di costruire un doppio passaggio, Posito, Giovanni Tagliapietra non si intendono alla perfezione. Il pubblico che gremisce gli spalti qui al Palaceccato, girata di Zanini, serve Poli, la pallina gli rimbalza
è notevole l'affluenza qui sugli spalti anche da parte degli sostenitori del Breganze venuti in massa ad assistere la gara, evidentemente molto sentita anche da parte dei supporter. Recupera il Breganze, tocco per Volpe, tiro, blocca adesso Capitan Conzato che è entrato in pista da poco a dare il cambio a Rigo, quindi evidentemente rimesso a nuovo il giocatore dopo il piccolo infortunio che si era procurato nella 2 partite fa. Attenzione Dal Santo in avanti sulla fascia destra, tenta di liberarsi, non ce la fa, la difesa del Tiene chiude molto bene, allora ancora palla a Posito con Giovanni Tagliapietra, sicuramente i più attivi in questa fase, tiro ribattuto, altri 45 secondi per i rossoneri. Dal Santo, conclusione, tocco, deviazione di Posito, pericolosissima, riesce a sventare la prima Comin, la seconda bloccata dalla difesa. Avete visto in uno sprazzo velocissimo di gioco il Breganze ha messo a segno 2 conclusioni molto pericolose, a testimonianza del fatto che la squadra, oltre a essere prima in classifica, è la più diciamo, non posso dire la più forte, ma sicuramente quella più attrezzata fino a questo momento. Tiro di Capitan Conzato fuori dai pali di Tagliapietra. Time out chiamato da Mister Tiella, vedremo se c'è qualche cambio, sì, ne vedo parecchi. Esce Volpe, entra Battaglin e Costenaro per il Breganze, per il Tiene Ballardin, solo Ballardin numero 16, poi Poli, Luotti e Conzato. In porta Comin, formazione di Retis, mentre quella di Tiella, come abbiamo già detto, in porta Giuseppe Tagliapietra, poi Dal Santo, Battaglin, Posito e Costenaro. Passati 9 minuti di gioco, 10 minuti per l'esattezza, 10:02. Risultato fermo sullo 0-0, ne abbiamo visto solo qualche folata da parte del Breganze e qualche conclusione anche da parte del Tiene, nulla più. Evidentemente stanno giocando sui nervi le 2 formazioni, interpretando la ripresa in modo più veemente. Vediamo adesso Ballardin non riesce ad andare a conclusione, passa a Poli, scarta Battaglin, ma il tiro molto alto si ferma sulla rete di fondo. Allora Dal Santo che si libera di Ballardin, tiro di Dal Santo, parata di Comin, chiude poi Luotti sulla ribattuta di Costenaro ad una sola mano, ma il tiro molto potente lo stesso. Ora Luotti per Conzato, Poli non passa il passaggio ma recupera la palla, la affida al numero 6 Luotti che si allarga per trovare l'appoggio giusto. Ancora sulla fascia sinistra il Tiene, pochi secondi per andare al tiro, Conzato va a conclusione, trova la rete di Conzato
all'11° minuto di gioco, 11, rete di Conzato, aveva proprio mirato con un fendente colossale, un diagonale, come vedete, un diagonale micidiale, come vedete, scusate, l'ho visto io dal monitor, sblocca la partita con un diagonale micidiale, ancora Gene in avanti, scambio, Poli Ballardin, colata del Tiene, ha acceso il gas del Tiene in pochissimi secondi, un 1-2 micidiale, una ripartenza Poli Ballardin, Poli Ballardin, rete, e quindi micidiale 2-0 del Tiene proprio a cavallo del, come avevamo detto, dell'11° minuto di gioco. Partita molto, come avevamo detto, molto in sordina, ma evidentemente si è sbloccata proprio all'11° minuto. Hanno trovato dapprima Conzato, un fendente micidiale che ha trapassato tutta la difesa e anche la porta di Tagliapietra, poi un 1-2 Ballardin Poli che ha messo il sigillo sulla seconda rete. Adesso staremo a vedere, perché mister Tiella non ci starà, già si era molto lamentato nella partita con lo Scandiano, quando il Breganze ha, secondo le sue, adesso un corpo a corpo fra Poli e Costenaro. Signor Nucifero assegna un fallo, sono già 4 per il Breganze, però nulla di più che una specie di placaggio che non ci aspettavamo di vedere su una partita di hockey, per così dire. Comunque stiamo a vedere la reazione del Breganze. Come stavamo dicendo, si era molto lamentato Tiella dopo il primo tempo con lo Scandiano. Secondo lui la squadra aveva regalato un tempo all'avversario, quindi non sarà sicuramente contento di questo. Adesso colpo scontro fra Poli e Dal Santo. Vediamo qui dal monitor di servizio l'incidente dopo il tiro, ma forse un'azione scomposta del 53 che proprio è andato lui addosso, diciamo, all'avversario più che Poli addosso a lui. Comunque sia, ce ne dispiace per l'incidente, chiaramente. Sanitari sono dentro, vediamo se non sembra proprio un colpetto. Comunque è già pronto, sono già pronti i cambi, esce Dal Santo, esce anche Facundo Opposito, schiera il Breganze Antonio Tagliapietra e Tommaso Volpe, lo fa rientrare con Tommaso Battaglini e Cristian Costenaro, squadra giovanissima adesso i 4 esterni del Breganze, giovanissimo anche il portiere Giuseppe Tagliapietra, niente da dire. Leve che si stanno facendo largo su questo campionato nazionale di Serie A2. Giovani leve. Vediamo che Dal Santo ha accusato il colpo, non si siede ancora, ma evidentemente la botta non è stata leggera. Mandiamo tutti gli auguri al giocatore, chiaramente. Adesso può riprendere il gioco. Palla a Costenaro che sparacchia su, però il primo è Alessandro Conzato.
che non riuscendo ad entrare affida a Ballardin. Ballardin chiuso proprio all'angolo estremo della pista, riesce a mantenere palla e a dare a Rigo, attaccato da Antonio Tagliapietra. Rigo, una girata improvvisa, il tiro però non è scagliato bene verso la porta. Attenzione, Antonio Tagliapietra, tiro, para Comin, chiude, recupera palla Costenaro, ma lo blocca subito Ballardin. Costenaro la recupera, scontro fra i giocatori, ci pensa allora Conzato a rubare palla al gargantuesco giocatore del Breganze, la fida Ballardin, tiro molto tagliato, un raso terra indirizzato verso il primo palo di Tagliapietra, chiude il portiere del Veneta Lab. Si è accesa indubbiamente la partita, vediamo la reazione del Breganze, alla quale è stato chiamato dopo l'1-2 del Tiene. Costenaro non evade dalla propria metà pista, quindi nei 5 secondi canonici riparte il Tiene. Rigo che si libera del suo avversario, affida a Ballardin per Zanini, cambio anche fa girare molto bene la panchina anche Mr. Retis. Evidentemente si immaginano già i due mister che la partita sarà molto lunga, soprattutto nel secondo tempo. Libero ancora Rigo, va al tiro, deviazione di Tagliapietra, pallina fuori. Allora in attacco ancora per il Tiene, quando siamo al 14° minuto del primo tempo, ancora insiste il Tiene in avanti. Zanini scende sulla sinistra, il passaggio viene chiuso e ribattuto dalla difesa del Breganze. Deve ripartire con Rigo che va al tiro, centra perfettamente la porta. C'è però Tagliapietra con il guantone pronto a respingere. Recupera Costenaro, affida a Battaglin. In avanti il Breganze, tentativo di servire Antonio Tagliapietra che va comunque al tiro. Comin para, la pallina la nasconde tipo prestigitatore, però non entra, rimane lì sull'attrezzatura del numero 18 del Tiene. Ancora in avanti il Tiene, Conzato per chiude però Tagliapietra, attenzione, Costenaro, Volpe tentava di servire Battaglin, chiude molto bene con la stecca la difesa del Tiene, un po' in difficoltà ma con lucidità riesce a bloccare l'ultimo passaggio. E allora adesso esce dalla propria area Tagliapietra, il portiere del Breganze, quindi fallo tecnico per così dire. Tocca a Rigo, però l'arbitro stava parlando, non aveva dato il via, quindi vediamo adesso cosa decide. Palla ancora, ripetizione, palla ancora al Tiene, il capitano per Ballardin, ancora il capitano, tiro, altro diagonale, questa volta chiude molto bene Tagliapietra sul primo palo. Conzato aveva preso un attimo il vizietto, adesso Zanini, girata, passaggio a Rigo non affonda, Ballardin, ancora Zanini per Conzato, movimento notevole da parte della squadra di casa. Ballardin per Conzato che si era trovato proprio tu per tu col portiere, ma il 25 del Breganze ci mette la stecca e blocca l'azione proprio l'estremo difensore della Veneta Lab, un certo Giuseppe Tagliapietra.
Adesso fratello Antonio che muove palla, Costenaro, smista per Battaglin. Battaglin voleva centrarsi, deve ripiegare all'indietro per il giocatore, l'88 del Breganze, attaccato da Conzato che alla fine con certa caparbietà gli ruba palla, commette fallo Costenaro. Palla tiene che è partito subito Zanini, tocco per Ballardin, non riesce la deviazione, una trovata del 66 del Tiene, aveva visto Ballardin proprio vicino alla porta, liberissimo, non è riuscito nel movimento a vedere la pallina e a toccarla quel tanto che bastava. Comunque ancora un certo Luotti che dopo che la palla gli era rimbalzata sul pattino la schiaccia giù, però rete esterna. Chiude Ballardin, recupera su Antonio Tagliapietra, molto più decisi i giocatori del Tiene, ancora Ballardin, tocco per Rigo, Rigo deve dare all'indietro per Zanini, sta venendo in avanti il Breganze, ma è il Tiene che insiste con Zanini dietro porta, chiuso da due giocatori. Costenaro allora rilancia l'azione per il Venetlab. Costenaro per Antonio Tagliapietra. Ora gioco dietro la porta del Tiene. Ruba palla Rigo. Commette fallo però nel tentativo di sottrarre la pallina, tocca evidentemente il pattino e mette per terra il giocatore del Breganze. Insiste il Breganze sul gioco dietro porta e Battaglin che adesso ritorna verso Costenaro. Costenaro va al tiro, chiude Luotti molto bene, una battaglia con l'88 del Breganze, alla meglio il Tiene, passaggio a Mandarini, Mandarini appena entrato, attaccato da Antonio Tagliapietra, attenzione Mandarini non esce in tempo utile. Time out ancora chiamato da mister Tiella. Allora vediamo, rientra Giovanni Tagliapietra, adesso c'è Giovanni Antonio e Giuseppe in porta, poi Battaglin e col numero 87 Tommaso Volpe. Questa è la formazione del Breganze. Per il Tiene abbiamo visto ancora Comini in porta, poi Ballardin, Luotti, Mandarini e Zanini, i quattro esterni. 6 minuti finali di questo primo tempo, sta conducendo il Tiene per 2-0 grazie ai gol di Conzato e Ballardin al 11° minuto di questo primo tempo. Breganze con Antonio Tagliapietra, tiro raso terra pericoloso, però piazzato, Comin può rispondere agevolmente. Adesso Luotti attaccato da Antonio Tagliapietra, resiste, mantiene il possesso, dà a Ballardin, fa girare palla e il Tiene. Mandarini non tenta la girata, e imbeccato da Ballardin. Mandarini non sbaglia,
imbaccato, ha girato il Tiene finché ha trovato il pertugio giusto, e quando mancano 5 minuti e 20 al termine del primo tempo, un passaggio favoloso di Ballardin per Mandarini gli consente di fare un tiro che si infila nel 7 di Giuseppe Tagliapietra. Nulla da fare per la squadra ospite, e 3-0 per il Tiene. È veramente entusiasmo alle stelle qui sugli spalti. Ancora Antonio Tagliapietra tenta di superare Comin, rilancia Mandarini da solo, fa il tiro, para Tagliapietra. Incredibile l'azione da un capo all'altro. Ancora conclusione di Antonio Tagliapietra sui pattini di Ballardin. E Luotti il primo a ribattere, ancora per Mandarini che non controlla bene la pallina, gli resta all'indietro. Quindi sfuma la possibilità per il Tiene, consente al Breganze di venire in avanti, recupera palla Mandarini da Ballardin, tiro, deviazione incredibile di Tagliapietra, si sta superando il portiere del Breganze, due occasionissime per il Tiene, riesce a sventarle. Anche questa volta tu per tu il giocatore, l'attaccante del Tiene su l'estremo difensore del Breganze, quindi il 25 deve superarsi. Conclusione ancora di Volpe, ribattuta da due giocatori del Tiene, della difesa, che quindi rilancia Zanini che sbaglia l'appoggio. Riparte il Breganze con Antonio Tagliapietra, attenzione Antonio Tagliapietra, non sbaglia Antonio Tagliapietra, 3:37 alla fine del primo tempo, Rete si accentra e sigla un diagonale micidiale, non ce la fa Comin a rispondere, troppo veloce, troppo repentina la conclusione. È il gioco che fa di solito il fortissimo giocatore del Breganze. Anche questa volta non bisogna lasciare questo spazio, altrimenti segna il 13 che sblocca la partita per il Breganze, prima rete del Breganze. Adesso scambio di parole fra Conzato e Tagliapietra Giovanni. Tanto siamo al sesto fallo di squadra per il Breganze, uno solo per il Tiene, quindi come abbiamo visto partita accesa. Conzato per Luotti, Poli cambia ancora la formazione, in pista Mister Retis, Luotti al tiro, deviazione di Antonio Tagliapietra, ripartenza del Breganze, Volpe che tocca per Giovanni Tagliapietra, tiro, questa volta Comin non si fa ingannare, rimane quasi fermo e respinge con il corpo un Giovanni Tagliapietra messo da Volpe in maniera impeccabile, proprio poter concludere. Adesso fallo di squadra di Luotti, si è incendiata in questo momento, ha trovato la motivazione il Breganze dopo aver passato circa una quindicina di minuti a ragionare su come interpretare la partita. Adesso si sono trovati Facundo e ancora Antonio Tagliapietra, questa volta è rimasta ferma la difesa del Tiene, 2:28 a un minuto quasi di distanza, 1 minuto e 10, seconda rete per il Breganze, movimento perfetto fra il 14 Facundo e Antonio Tagliapietra, si fa trovare sul lato della porta, Comin non riesce a chiudere. Seconda rete personale, seconda rete del Breganze, si riporta sotto
dopo che il Tiene aveva lavorato per tutto il primo tempo. Adesso Conzato non riesce a superare Tagliapietra, ripartenza del Breganze, passaggio di Volpe per Facundo, forse Poli riesce a toccare quel tanto che basta, perché Comin era completamente pronto a rispondere da qua. Attenzione ancora, Poli davanti a Tagliapietra, nulla da fare, ribaltamento, un 3 contro 2. Tira Volpe, questa volta un po' troppo veloce, la conclusione ancora Mandarini, passaggio a Poli, ma Poli non aggancia, libera l'area Tagliapietra a 1 minuto e 30 dalla fine del primo tempo. 2 folate anche del Breganze che nel giro di 1 minuto sono riusciti a portarsi molto sotto. Adesso Poli non lascia tirare Tagliapietra, colpo di scena da il blu Nucifero, signor Nucifero, dà il blu al 13 del Tiene, stava andando al tiro, l'ha contrastato irregolarmente, commina il blu a Poli e quindi punizione per il Breganze, tiro diretto fuori dall'area. Intanto time out chiamato da Retis che sta redarguendo vistosamente i propri atleti. Rientrano in pista le squadre, è in inferiorità il Tiene per questo minuto e 16 finale, 3 giocatori, il Breganze può sfruttare l'occasione con la punizione affidata a Giovanni Tagliapietra. Fischia, finta, ancora Giovanni Tagliapietra, chiude Comin, colpo di ancora Antonio Tagliapietra, va al tiro, rete esterna, attenzione che il Tiene fino a fine partita e con l'uomo in meno, power play per il Breganze, palla a 2. La prende il Breganze, piazzato a quadrato. Giovanni Tagliapietra, Antonio Tagliapietra, far girare pallina, girano anche loro fino a trovare il momento propizio. Vediamo Tommaso Volpe, non riesce Posito ad entrare avanti, recupera palla Volpe, contrasto con la difesa alla fine, alla meglio Marco Mandarini che viene in avanti, non riesce la conclusione finale, mantiene però la pallina, il possesso della palla, capitola solo adesso, ultimi 25 secondi per il Breganze e allora deve sfruttare questa superiorità numerica. Volpe si accentra, va a conclusione, para su deviazione, para Comin. Luotti che tiene la pallina, riesce nel possesso palla il Tiene e Mandarini che tenta di andare in avanti, 2 secondi alla fine c'è Giovanni Tagliapietra che segna, Giovanni Tagliapietra, rete a tempo scaduto, non ha sentito la sirena, non lo sappiamo, sta di fatto che il Giovanni Tagliapietra riesce a siglare. Vediamo il signor arbitro Nucifero va a confrontarsi con Luigi Luna al banco. Viene assegnata la rete a tempo scaduto.
se non sbaglio. Non vedo il numero 3 sul tabellone. Non vediamo, no, adesso compare sul tabellone il 3, assegnata la rete a tempo scaduto a Giovanni Tagliapietra. Riesce negli ultimi 3 minuti e mezzo finali il Breganze ad andare in parità. Dopo un primo tempo giocato molto a ribasso, riesce negli ultimi 3 minuti ad andare in parità. Time out, ci risentiamo fra 10 minuti circa.
Rieccoci collegati qui dal Palacecato di Thiene, partita gara 17 fra Hockey Thiene e Hockey Breganze, terminata in perfetta parità 3-3 dopo un primo tempo per la maggior parte interpretato in maniera egregia dal Thiene, si era portato in avanti per 3-0, poi gli ultimi 3 minuti finali il Breganze ha acceso il gas e ha dato prova di 2 o 3 azioni veramente meritorie e che è riuscito in breve a pareggiare. Squadre pronte, muove la pallina il Thiene schierato con Comin, Ballardin, Conzato, Zanini e Rigo. Questa formazione del Thiene, mentre per il Breganze abbiamo Tagliapietra in porta, poi Giovanni Tagliapietra, Battaglin, Costenaro e Posito. Non vediamo in panchina di mister Chiella, non vediamo più il 53 Dal Santo, segno evidente che il colpo non è stato assorbito al meglio. Attenzione, ribattuta di Zanini su tiro di Rigo, parati entrambi da Tagliapietra e quindi riparte il Breganze, chiude ancora Rigo, commette fallo Battaglin. Si accendono qui le proteste dei sostenitori del Thiene, spalti gremiti in ogni ordine di posto. È notevole anche l'affluenza del supporter ospiti del Breganze. Ripartenza in questo secondo tempo, ci sono 25 minuti da giocare per cercare di capire quale delle due formazioni riuscirà a prendersi l'intera posta. Adesso Battaglini, attaccato da Ballardin, riesce a portarsi in avanti per il Breganze. Serve Giovanni Tagliapietra. Ora il gioco dietro la porta di Comin. Gioco, Battaglini alza la pallina, chiude Comin, riparte il Thiene. Conzato per Ballardin. Ballardin Zanini, tiro molto al di fuori dello specchio della porta. Ora il Thiene in possesso palla, sempre con Zanini. Zanini, tocco all'interno, alla fine recupera Ballardin, ancora Zanini chiuso da 3 giocatori rossoneri. Costenaro va al tiro, devia Conzato, Zanini ruba il tempo al giocatore del Breganze, lo dà a Ballardin che temporeggia un attimo. Passaggio per Zanini, gli ritorna palla, riesce Battaglin a chiudere, deviare quel tanto che basta per non fare arrivare alla porta di Tagliapietra una pallina pericolosa. Infatti tiro di Zanini ribattuto, insiste il Thiene, è Conzato ancora per Zanini, tocco per Rigo, insiste il Thiene, partenza molto veemente della squadra di casa. Ora Rigo all'indietro, non trovando spazio, è Conzato allora che tenta di impostare l'azione. Zanini stava per perdere pallina. Conzato per Rigo, scende dietro la porta di Tagliapietra, ancora fallo di squadra di Costenaro. Attenzione, richiamato dall'arbitro il signor Lucifero, ottavo, però fallo di squadra del Breganze commesso da Cristian Costenaro, che viene richiamato con il giallo. Pronto il Thiene già a sviluppare l'azione. Zanini, tocco per Rigo,
Rigo arriva nelle vicinanze della porta, recupera i 45 secondi perché Tagliapietra ha toccato pallina. Ballardin per Zanini, ancora Conzato che sbuca da dietro la porta, ancora Zanini, tiro, palo clamoroso, era sulla posizione Tagliapietra, sta di fatto che il tiro colpisce il montante e viene scagliato un po' lontano. Rigo tentava di dare un passaggio all'interno anche adesso su Zanini, chiude però Tagliapietra, rilancia il Veneta Lab, tenta di servire Giovanni Tagliapietra, alla fine la pallina arriva all'indietro, Posito per Costenaro, tiro di Costenaro ribattuto da Ballardin, c'era Comin ma tiro molto teso. Attenzione, altra conclusione rasoterra, deviazione di un giocatore, mi sembra Ballardin, palla al tiene, scusate, Bataglin, deviazione di Bataglin, pallina alta, quindi palla al tiene, imposta Zanini per Ballardin, Rigo, Ballardin al tiro, parata di Tagliapietra, quando sono trascorsi 4 minuti di gioco della ripresa, conclusione molto forte del numero 16 del Tiene, para Tagliapietra, ancora Rigo che tenta di passare, blocca con la stecca il 25, allora occasione per il Breganze, Posito viene in avanti, trattiene la pallina sulla fascia destra, la dà a Giovanni Tagliapietra, vediamo cosa si inventerà adesso il Breganze, capace come abbiamo visto nel primo tempo di far girare la partita con 3 reti in 3 minuti. Adesso Costenaro, tocco pregevole, gira dietro la porta, riesce a alzarsi la pallina, va al tiro, però sopra la traversa di Comin, azione individuale molto ben fatta, alza appunto la pallina e la tocca proprio un piccolo pallonetto, però sopra la traversa di Comin. Allora ancora il Tiene alla costruzione con Zanini in questo momento, insiste in attacco, è rientrato anche Pietro Luotti che col movimento va al tiro, pallina che rimbalza, la recupera Costenaro, la fida al 14 Posito che tira, Bataglin la recupera, ancora in avanti il Breganze, Giovanni Tagliapietra ritorna la pallina, alla fine ripiega un attimo all'indietro il Breganze col numero 27, passaggio a Posito, chiude Ballardin, adesso Rigo per Zanini, non aggancia, sfuma proprio il passaggio, ripartenza del Breganze, sventa Rigo chiudendo benissimo in tempo utile, adesso Luotti che recupera palla, la porta in avanti per il Tiene. Nella metà pista ancora palla in possesso al numero 6 Luotti, prende un po' di fiato il giocatore, deve dare all'indietro per Ballardin, tiro adesso di Zanini, forse prende alla sprovvista Tagliapietra, e quando sono trascorsi 7 minuti e 30 del secondo tempo, 7:27 per l'esattezza,
sigla per il Tiene, la prima rete di questo secondo tempo. Tiro da quasi metà pista, sicuramente prende alla sprovvista Tagliapietra. Non è facile superare il portiere con i tiri da lontano, è sempre piazzatissimo. Questa volta una svista non se l'aspettava, non possiamo giudicare. Sta di fatto che il Tiene ritorna in vantaggio, rete del numero 66 Andrea Zanini. Adesso deve ricominciare il Breganze, recupera palla Poli a Luotti gli ritorna pallina, Costenaro riesce a deviare quel tanto che basta per allontanare l'insidia dell'azione che stava costruendo il Tiene. Un 2 contro 1, ripiegamento in tutta fretta di Costenaro e tocco sufficiente a non consentire il passaggio. Adesso Posito tenta in tutti i modi di trovare lo spazio per il tiro. C'è davanti l'esperto Zanini che non gli concede spazio, rilancia per il Tiene a tutta velocità Zanini, Poli ancora Zanini, chiude Tagliapietra, recupera Ballardin, insiste il Tiene, vuole piegare le resistenze del Breganze, Ballardin alza la pallina, commette fallo, non mi sembrava così tanto alta, sta di fatto che il signor Nucifero blocca l'azione. Entra adesso in questo momento col numero 87 Tommaso Volpe, mentre Posito affida a Giovanni Tagliapietra, gioco ancora portato dietro alla porta, Battaglin, tiro micidiale, non abbiamo visto, ha segnato Giovanni Tagliapietra, non abbiamo visto, errore, non abbiamo visto, c'erano troppi giocatori. Sta di fatto che il signor Nucifero assegna la rete, un passaggio molto insidioso, tocca Giovanni Tagliapietra, forse si lamentano per il fatto che era molto a ridosso della lunetta. Comunque rete assegnata al Breganze, ancora parità. Adesso Giovanni Tagliapietra che sta andando a tutta velocità, chiuso però da Ballardin che con uno sforzo sovrumano è riuscito a stargli davanti, quasi a non impedire la conclusione. 4-4 come abbiamo detto, parità del Breganze. Vediamo il resto della gara, di questa ripresa incredibile, partita fra le due formazioni. L'avevamo già pronosticato, adesso passaggio pregevole di Zanini per Poli che non riesce ad agguantare, tiro di Poli, para Tagliapietra, se l'aspettava sul secondo montante e infatti aveva già alzato il guantone per impedire l'accesso della pallina. Attenzione, Posito riesce a sventare Comin, ancora Antonio Tagliapietra per Posito, l'assist messo proprio scodellato in area, non riesce a intervenire Posito, quindi recupera palla Luotti, la fida a Zanini per Poli all'indietro, interviene Ballardin, tutti e quattro in avanti i giocatori del Tiene, tutti e quattro a spingere, portare pressione nella porta di Tagliapietra. Tiro di Luotti da lontano, respinge il portiere del Breganze, palla a Volpe, attenzione Antonio Tagliapietra, tiro, conclusione ribattuta, tentava in velocissima ripartenza il Breganze, nel rimbalzo ancora
un clamoroso 7 colpito da Poli a portiere battuto. Questa volta nulla da fare per Tagliapietra. Un tiro repentino colpisce l'incrocio fra traversa e montante e viene respinto fuori. Occasionissima per il Tiene, sfumata per 1-0, tiro veramente micidiale del numero 13 del Tiene. Non era riuscito nemmeno a muoversi Tagliapietra, la velocità della conclusione. Attenzione perché si è acceso il castelletto, intanto Ballardin va a concludere, pallina rimbalzata alta, la agguanta in posizione non corretta, quindi palla il Breganze. Attenzione, un 2 contro 1 repentino e Tagliapietra che va al tiro. Giovanni per Antonio che non è riuscito a servirlo, allora si chiude il Tiene. Recupera però il Breganze. Posito in avanti, Posito non demorde sull'angolo sinistro, serve Antonio Tagliapietra, entra in velocità, tempestività Andrea Zanini, gli ritorna palla a Luoti, ancora Zanini in avanti, ha trovato la forma migliore, ancora Zanini, alla fine è Giuseppe Tagliapietra che deve allontanare la minaccia con la stecca. Tiro ancora di Zanini, entusiasmato dalla rete fatta qualche minuto fa. Poli contrastato da Antonio Tagliapietra che cade Poli, non il numero 13 rossonero che non trova l'appoggio giusto. Cambio, adesso esce Giovanni Tagliapietra, entra Cristian Costenaro, Antonio Tagliapietra in possesso palla, va al tiro e segna! Rete di Antonio Tagliapietra, incredibile, nonostante Ballardin l'avesse contrastato fino all'ultimo, riesce a segnare a 11:32 al termine del primo tempo, passa in vantaggio il Breganze per la prima volta in questa partita. E come abbiamo detto, da quella posizione dentro l'area sono imparabili i tiri del giovanissimo giocatore del Breganze, Antonio Tagliapietra, incredibile, su una girata riesce a infilare sul palo lontano da Comin un diagonale micidiale. Tiro di Rigo, attenzione, Posito agguanta pallina, si avventa verso Comin, tiro alto, rilancia il Tiene con Poli già in attacco. Poli è chiuso da Volpe e quello che stavo dicendo è per i continui cambi di gara era acceso il nono fallo e questo è il 10º, quindi occasione per il Tiene, tiro diretto dai fuori area. Vediamo chi andrà al tiro, è il numero 66 Zanini. Tutto pronto, e Zanini, fischio dell'arbitro, tiro, Zanini ribattuto, ancora Zanini, rete di Zanini sulla ribattuta, la prima parata di Tagliapietra sulla prima conclusione, non agguanta la pallina e con un pannolletto micidiale spostandosi sulla destra e riesce ad impattare nuovamente la partita. Rete di Zanini, esecuzione diciamo non perfetta ma sicuramente che porta al gol, quindi dobbiamo
dare quantomeno un 7 al 66, rete di Zanini, ed è parità 5-5 quando mancano 10 minuti e 50 secondi al termine dell'incontro, di questo incontro meraviglioso che hanno messo in atto le due formazioni. Adesso riparte il Tiene, è attacco al corpo del Breganze, viene a premere a uomo proprio a tutto campo. Gonzato per Luotti, Poli molto tagliato, diagonale che però non supera Tagliapietra, chiude Luotti all'indietro, ancora Gonzato per Rigo si ferma, atterrato, agganciato da Tommaso Volpe, è troppo impulsiva l'azione del giocatore che va addosso a Rigo, lo stende, non può far altro che dare rigore il signor Nucifero. Tiro affidato a Luotti. Esecuzione di Luotti, parata di Tagliapietra. La pallina va addosso all'arbitro, blocca, time out chiamato da mister Tiella. Sventa però il rigore il Breganze, parata di Tagliapietra. No. Quindi l'occasione del rigore non fruisce la squadra di casa, non riesce il numero 6 Luotti a superare Tagliapietra. Vediamo come deciderà la ripartenza il signor Nucifero. Palla a 2, se non vado errato. Palla a 2. Recupera Poli, passa a Rigo, ancora Poli, dietro la porta del Breganze. Insiste il Tiene in questa posizione, scarica all'indietro per Gonzato che non trova lo spazio di tirare, tenta Poli di servire Rigo, si chiudono gli spazi della difesa del Veneta Lab senza fornire la possibilità di un passaggio. Insiste e Tiene con Luotti, alla fine stecca alta, almeno questo ho capito. Quindi palla per il Breganze. Sì, stecca alta, pallina in avanti, arriva addirittura a Comin, riparte Tiene, Rigo viene in avanti, tenta della girata,
già capovolgimento di fronte, chiude però il Tiene, ma recupera palla Battaglin, il passaggio di Poli un po' troppo in ritardo, riesce in tempo a metterci la stecca il numero 28 del Breganze. Passaggio a Tagliapietra, Antonio. Ancora porta il gioco in fondo, dietro la porta serve adesso Tommaso Volpe, ancora in avanti il Breganze, Battaglin al tiro, ribatte Luotti, conserva il possesso Costenaro, Antonio Tagliapietra tentava la deviazione, l'aggancio per così dire. Non gli va bene, ma la pallina ancora in possesso dei rossoneri, prolungata l'azione del Breganze. Siamo dietro alla porta nuovamente di Comin con Antonio Tagliapietra per Battaglin, Battaglin alza, tiro. Questa volta ferma il gioco, forse pallina troppo alta. Tiene il possesso palla il signor Nucifero, Luotti imposta, viene in avanti ancora, Luotti attende il cambio, entra Zanini al posto di Conzato, ancora il Tiene con Luotti, Zanini. Fallo di squadra di Battaglin che viene richiamato per proteste, viene richiamato dal signor Nucifero dopo avergli fischiato il fallo di squadra. Vediamo addirittura 2 giocatori pronti al tiro per il Tiene, che tocca per Ballardin, scusate, tiro repentino, para però Tagliapietra, buona l'esecuzione del tiro raso terra adesso di Ballardin, parata ancora di Tagliapietra, ha chiuso gli spazi il numero 25 del Breganze. Zanini invece ruba palla a Costenaro che commette ancora fallo. Attenzione, vediamo adesso il signor Nucifero si avvicina. Giallo anche a mister Tiella, richiamo ufficiale a mister Tiella. Palla al Tiene, sono 12 attualmente i falli del Breganze a 6 minuti e 34 secondi al termine dell'incontro. Ballardin, tiro accompagnato, non supera Costenaro che dà fallo al Breganze. In questa occasione era caduto Luotti, chiuso un po' sulle sponde. Costenaro scarica su, attenzione alla deviazione di Antonio Tagliapietra, ma Ballardin blocca con la stecca la possibilità al giocatore del Breganze. Rigo adesso, Rigo in avanti, Rigo va al tiro, para Tagliapietra, recupera il Tiene, altri 45 secondi di possesso con Zanini. Ballardin si muove molto in attacco la squadra di casa, Ballardin per Rigo, capisce però Antonio Tagliapietra che chiude lo spazio, scarica via Comin, stava favorendo Rigo che però non riesce nella girata a portarsi davanti a Tagliapietra.
quindi deve ripartire da azione. Rigo ancora, conclusione, rete di Rigo, scarica una staffilata incredibile a 5:16 dalla fine dell'incontro. Avete visto, si è portato in avanti, ha mirato, ha scaricato una conclusione micidiale che batte sotto la traversa e supera Giuseppe Tagliapietra, portando ancora in avanti il Tiene. 6:5 per la squadra di casa. Facundo va a tu per tu con Comin che gli ribatte la conclusione. Accesissima la partita, il secondo tempo accesissimo. Ancora Giovanni Tagliapietra, scambio con Posito, adesso è in attacco i rossoneri, a conclusione velocissima di Posito, a 2, da partita a 2, c'è gioco a 2 fra il Tiene e il Breganze. Alla meglio il Tiene con Posito. Battaglin in avanti, tocco per Giovanni Tagliapietra, deve scaricare all'indietro per Cristian Costenaro, il ritorno a pallina, chiude però Andrea Zanini, sventa l'incursione del Breganze che è nuovamente in attacco. Fallo di squadra adesso del Tiene, dato al Tiene, 12-3 i falli. Fallo di squadra al Tiene, in attacco per il Breganze. Attacco per il Breganze, anche qui 3 giocatori. Tocco di Battaglin, poi c'è Posito e Costenaro. Tocco per Costenaro, palla arriva a Comin, ribatte. Evidentemente lo schema non è stato ben eseguito. Ancora Costenaro che insiste con Cozzato, alza la palla, l'arbitro non dà altre opportunità, pallina alta, quindi gioco al Tiene. Si era alzato la pallina per schiacciarla, ma non è riuscito a ribatterla giù. Adesso ripartenza del Tiene affidata a Ballardin. Ballardin e il Breganze è a uomo, a tutto campo, quindi ultimi minuti di fuoco, raddoppio adesso su Zanini, recupera palla Costenaro, commette fallo Zanini. Si arrabbia Mister Retis, adesso Costenaro ancora in avanti, attaccato da Luotti, Luotti per Posito, tiro, parata di Comin, la pallina dalla violenza gli rimane attaccata alla maglietta. Time out chiamato da Mister Tiella. 3 minuti e a casa! 3 minuti e a casa! A casa! Allora, termina qui il time out, Tiella rimette dentro Antonio Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra, Volpe e Posito, quindi formazione rivoluzionata per il Tiene: Zanini, Cozzato, Ballardin e Luotti. Rivoluziona ancora altri 3 giocatori, dare tutte le energie per questi ultimi 3 minuti e 33 secondi che mancano alla sirena finale dell'incontro.
Palla a 2, Zanini taglia pietra, alla fine recupera il Breganze. Allora è Volpe che va al tiro, forse ha colpito il proprio giocatore. Non se ne avvede il signor, ma abbiamo visto benissimo, ha ribattuto Facundo sul tiro di Volpe. Non se ne avvede il signor arbitro, nemmeno quello in panchina, al tavolo della giuria, per così dire. Quindi palla al Breganze, altro tiro di Volpe dai 5 secondi, signor Lucifero. Tiro di Volpe rimpallato dal Parastinchi di Ballardin per fortuna, altrimenti la forza del tiro poteva procurargli qualche lesione. Tiene adesso che cerca di muovere palla, tocco di Zanini che non riesce nel controllo, non è molto efficace, consente al Breganze di impostare l'azione. Volpe al tiro, deviazione pallina che gira dietro la porta. Il primo è Posito che la scarica dietro ancora a Volpe che cercherà di venire in avanti per tirare, infatti la butta al centro. Ancora il Breganze, Posito, Volpe ancora, conclusione. Questa volta riesce a superare la linea della difesa, però si ferma in fondo alla balaustra finale. Attacca ancora il Breganze all'arma bianca, Volpe per Posito che viene in avanti, tenta di eludere la difesa di Zanini che serra i ranghi, serra i pattini, gli ribatte la conclusione. Appoggia Ballardin per Zanini, Zanini trattiene la pallina, la dà Ballardin, Ballardin tiro, il rimbalzo non riesce ad entrare, forse aveva superato Tagliapietra, ma Antonio riesce a tirarlo fuori. Altra conclusione di Giovanni all'ultimo respiro. Questa gara si gira e tira immediatamente in Veronica, para Comin, palla su a Poli attaccato da Volpe, rientra in area, attaccato da due giocatori, capitola ma insiste con Volpe, era riuscito a recuperare pallina, dà però il fallo di squadra il Tiene. Quindi palla per il Breganze, 1 minuto e 19 secondi. Attenzione, tiro di Facundo addosso al corpo di Ballardin che non si muove, non vuol far passare il tiro. Recupera palla il Breganze, però chiude molto bene Conzato. Fischia il signor Lucifero. Da fallo al Tiene, non abbiamo visto, ma abbiamo il tempo di controllare se non termina subito il gioco. 1 minuto ed è cambio, esce Tagliapietra, 5 uomini di movimento per il Breganze, è entrato Costenaro, quindi tenta il tutto per tutto il Veneta Lab. Ultimo minuto di gioco, senza portiere, in 5 esterni per il Breganze. Muove Tagliapietra per Volpe, ancora Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra, lo attacca Poli, la stecca gli rimane sul braccio, alla fine dà il fallo di squadra il Breganze, 7° fallo di squadra per il Tiene. Vediamo, viene chiamato al tavolo dal signor Luna. 8° fallo di squadra, attenzione, 8° fallo di squadra per il Tiene.
52 secondi e 3 decimi, muove palla il Breganze, ancora Facundo con Volpe, tentativo, tiro, ribattuta da Comin, palla a Posito, deviazione, tiro fuori, ancora Antonio Tagliapietra tenta con Volpe lo scambio, alla fine la palla arriva al 14 Posito, sempre il giocatore più pericoloso. Sebbene Antonio Tagliapietra abbia fatto dei gol micidiali, tiro di Giovanni Tagliapietra, doppia deviazione, 17 secondi al termine, ancora Posito, para Comin, recupera palla Ballardin la butta dietro, attenzione, passaggio di Posito all'indietro per Costenare, Volpe non riesce a tirare, arriva Poli, che segna ed esplode gli spalti. Vibra tutto il palazzetto, lo faremo vibrare e vibra il palazzetto a tempo scaduto, come a tempo scaduto nel primo tempo. Questa volta il Tiene segna, settima rete, batte il Breganze, agguanta la posta, quei 3 punti che gli servono in maniera spietata. Riesce a piegare un eccezionale Breganze che ha tentato l'impossibile per pareggiare la gara, schierando tutto quello che poteva fare. Termina così l'incontro sul 7-5, prima sconfitta della capolista e 3 punti per il Tiene. Con i saluti finali degli atleti noi non possiamo che salutarvi qui dalla regia di Stefano Ognata. Con il commento di Modesto vi salutiamo, vi diamo un cortese arrivederci, una buona serata e una buona domenica.